Siamo a Montaperto, oggi è una grande festa, siamo riusciti a realizzare questo angolo di paradiso, è un parco giochi per bambini, una delle promesse elettorali, ma l'abbiamo realizzato non per questo, ma perché bisogna amare la città, bisogna amare gli ambienti, ogni angolo di questo borgo è importantissimo, l'abbiamo sempre detto, e grazie a un gioco di squadra, qui accanto a me ho veramente agli attori principali che hanno contribuito per la realizzazione di quello che qui oggi voi vedete, quindi grazie a questo gioco di squadra finalmente Agrigento ha questo piccolo angolo di paradiso. E come dice il sindaco, un risultato raggiunto con tanta assiduità, tanto lavoro e tanto impegno da parte di tutti, compreso ovviamente i tecnici del comune che portano avanti tutti gli atti amministrativi e portano avanti quindi tutto il processo di controllo dell'utilizzo del finanziamento. Ci teniamo a dirlo, sono finanziamenti statali e non finanziamenti comunali. Per il secondo anno consecutivo riusciamo a realizzare un giochino, dopo quelli di Montaperto o di Giardina Gallotti arriva quello di Montaperto. Siamo contenti perché ovviamente dare degli spazi per il gioco dei bambini significa rigenerare un quartiere, significa ristabilire in questo caso specifico quella che è anche la bellezza di una villetta che era abbandonata, e quindi l'obiettivo è stato raggiunto in toto. Oggi è una giornata bellissima, siamo molto emozionati perché finalmente si realizza un sogno. Anche a Montaperto i bambini avranno la loro villetta, i loro giochini dove potranno giocare in armonia e sicurezza, e dopo anni di abbandono con le precedenti amministrazioni finalmente anche questo quartiere inizia a ricevere le risposte che merita, per cui siamo veramente molto contenti, e oggi vedere i nostri bambini felici è il ringraziamento più grande. Il recupero della villetta è stata fin dalla base, abbiamo ricostruito tutti i percorsi, abbiamo tolto quelli che erano un po' i mancati accessi sia per i bambini che anche per disabili, quindi c'è un abbattimento di barriere architettoniche, abbiamo messo dei cestini, recuperato il verde, ovviamente arricchito anche con un tavolo per una seduta oltre che per i bambini anche un po' più grandi, e quindi anche la pavimentazione in gomma che ovviamente serve in ausilio per i giochini, per evitare che ci siano dei traumi. Quindi tutto quello che è stato ricostruito ovviamente è fatto a norma e secondo quelle che sono le specifiche dettate dalla legge.